soldi del reddito di cittadinanza e lavorava in nero a Caorle. A smascherarlo la Guardia di Finanza che a Murano ha scoperto un deposito di rifiuti illegali. L'accoglienza dei migranti a Cona ha chiesto il processo per 3 ex prefetti e 4 funzionari della prefettura di Venezia e il rinvio a giudizio chiesto dalla procura lagunare. Condannati a 16 anni di carcere gli aggressori del nuotatore veneto Manuel Bortuzzo. Per me cambia poco, nessuna sentenza mi restituirà le gambe, commenta amaramente. È il codice dei beni culturali a dire perché resta congelato il prestito al Louvre del Vitruviano di Leonardo, a dirlo la presidente della sezione Venezia di Italia Nostra. Canoniate e addirittura d'arrivo i correttivi annunciati dalla Regione, ancora al lavoro anche su altri paramenti come quello del TFR o di eventuali rimborsi assicurativi. Si pagherà dal 1 luglio 2020 il contributo d'accesso a Venezia, lo ha stabilito la Giunta Comunale dando via libera alla delibera di modifica del regolamento sulla tassa di sbarco. Oggi 56 anni della tragedia del Vajont, prima serata tutta dedicata al disastro, stasera sulla nostra emittente 3 documentari per raccontare la tragedia e non dimenticare le vittime. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Dunque lo avete sentito, la cronaca in apertura con il caso di un lavoratore in nero che però percepiva il reddito di cittadinanza. La scoperta della Guardia di Finanza che ha individuato a Caorle complessivamente 45 lavoratori irregolari. I dettagli. È una persona italiana che ha praticamente origini friulane, che però lavora normalmente nel territorio veneto. Giovane che è ancora praticamente in famiglia. Lavorava in un ristorante senza contratto e beneficiava del reddito di cittadinanza, alcune centinaia di euro. L'hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza durante una serie di controlli nei bar, ristoranti, hotel, campeggi e attività commerciali a Caorle. Questa persona è stata segnalata all'autorità giudiziaria e anche all'INPS proprio per la revoca del beneficio stesso. Sia lui che il titolare sono stati sanzionati. Avrebbe dovuto praticamente comunicare quindi all'INPS che aveva iniziato un lavoro. Questa comunicazione l'hanno fatta non soltanto nel caso in cui il lavoro è regolare, anche se come previsto dalla norma, anche nel caso di attività irregolari. Quindi comunque c'è una mancanza da parte del lavoratore che ha omesso di comunicare la sua operazione del reddito. È prevista una pena che va nel massimo fino a 3 anni di reclusione e poi chiaramente dal punto di vista invece amministrativo l'INPS a cui abbiamo fatto la segnalazione ha già provveduto alla revoca del beneficio quindi del reddito che percepiva per quanto riguarda il lavoratore. Per quanto riguarda invece il datore di lavoro rischia una sanzione amministrativa, quella prevista nel massimo fino a 10.800 euro come lavoratore in nero, perché appunto non era coperto da nessun contratto. Dall'inizio dell'anno le Fiamme Gialle di Caorle hanno effettuato 31 controlli individuando 45 lavoratori irregolari. I titolari multati sono stati 17 con sanzioni di oltre 181.000 euro. In 6 casi i dipendenti irregolari sono stati assunti. In un caso i finanzieri hanno individuato 16 lavoratrici di origine dell'Est Europa impiegate in nero in un'azienda di polizie. Sono risultate senza permesso di soggiorno. Le indagini hanno poi portato a scoprire le loro condizioni di precarietà e l'esistenza di un vero e proprio sistema di reclutamento di lavoratrici straniere attraverso gruppi di contatto sui social. I responsabili dell'azienda di pulizie sono stati segnalati alla magistratura per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. E gli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza hanno anche scoperto e sequestrato nell'isola di Murano 2 aree per un totale di 1.000 metri quadrati con 200 metri cubi di rifiuti abbandonati, tra cui Eternit e altri materiali pericolosi. Denunciato il proprietario degli spazi. La ricognizione con l'elicottero ha permesso di avvistare un edificio in fase di ristrutturazione da utilizzare per la produzione e la lavorazione del vetro artistico con del materiale abbandonato, e una ricognizione ha permesso di individuare anche la presenza di amianto. Quindi ulteriori controlli hanno portato alla scoperta di un'ingente quantità di rifiuti speciali pericolosi nonché di rifiuti urbani ingombranti, il cui deposito incontrollato è naturalmente non autorizzato. L'accoglienza dei migranti a Cona, è stato chiesto il processo per 3 ex prefetti e 4 funzionari, tutti della prefettura di Venezia. Il rinvio a giudizio chiesto dalla procura nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione degli ex hub.
Sono accusati di falso e rivelazione del segreto e per questo nei loro confronti è stato chiesto il rinvio a giudizio. Nel mirino della Procura di Venezia 2 ex prefetti, sempre di Venezia, per la gestione del campo profughi di Cona. Il processo chiesto nei confronti di Domenico Cuttaia e Carlo Boffi, insieme all'ex viceprefetto, sempre di Venezia, Vito Cusumano, ora prefetto a Bolzano. Chiesto in rinvio a giudizio insieme ad altri 4 funzionari sempre dell'ufficio di governo a Venezia nell'ambito della stessa inchiesta e legata alla gestione del campo profughi di Cona. Secondo l'ipotesi accusatoria dei PM, Lucia D'Alessandro e Federica Baccaglini, gli ex prefetti con gli altri funzionari dello Stato avrebbero annunciato le visite ispettive al centro di Cona, alla cooperativa Edeco, che la gestiva, in modo da evitare contestazioni. Per gli altri indagati, invece, la Procura procede per l'ipotesi di reato per frode nelle forniture e truffa. Di fatto avrebbero tollerato che i titolari della Edeco non rispettassero i termini del capitolato d'appalto. Sarebbero venuti meno i controlli sul numero di operatori per l'assistenza ai migranti, così come a quello dei medici per l'assistenza sanitaria prevista. La struttura di Cona, una volta scattata l'inchiesta, è stata progressivamente alleggerita quanto al numero di ospiti per poi essere definitivamente chiusa. Ora veniamo al ferimento del nuotatore trevigiano Manuel Bortuzzo, perché è arrivata la condanna per i 2 aggressori che lo scorso febbraio ferirono il 20enne alla schiena causandogli la paralisi delle gambe. La sentenza non cambia le cose, non mi restituirà certamente le gambe. In questo momento penso esclusivamente a riprendermi, consapevole che la giustizia debba fare il suo corso. Non mi importa sapere se chi mi ha fatto del male sia punito con 16 o 20 anni di prigione. Nessuna sentenza mi può fare ritornare come prima. Il mio sogno è tornare a camminare, mi sto impegnando ogni giorno per realizzarlo. Con queste parole Manuel Bortuzzo commenta la condanna a 16 anni decisa nei confronti di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, accusati di tentato omicidio, ritenuti responsabili della sparatoria dello scorso 2 febbraio nel quartiere Axa di Roma, in cui rimase gravemente ferito il nuotatore trevigiano. Il giudice Daniela Ceramico Dauria ha poi disposto una provvisionale di 300.000 euro in favore di Manuel. Il GUP ha fatto cadere l'aggravante dei futili e abietti motivi e sul risarcimento ha stabilito che debba essere discusso davanti al giudice civile. La Procura di Roma aveva chiesto una condanna a 20 anni. L'impianto accusatorio ha retto, soprattutto per quanto riguarda la premeditazione. Ho comunicato al padre di Manuel la sentenza e mi ha chiesto se era una sentenza giusta. Gli ho detto di sì, ha dichiarato l'avvocato Massimo Ciardullo, legale della famiglia Bortuzzo. Marinelli e Bazzano hanno sempre detto di aver colpito il giovane nuotatore per errore. I terribili momenti di quella maledetta notte nelle immagini di una telecamera di videosorveglianza che aveva ripreso l'attimo in cui Bortuzzo con la fidanzata si trovava ad un distributore automatico. I 2 poi si giravano e all'improvviso il giovane cadeva a terra colpito alla schiena. Quello che succederà poi sarà la corsa in ospedale, le ore, i giorni d'angoscia di familiari e amici per le condizioni di Manuel, fino alla notizia che ha cambiato per sempre la sua vita. Il proiettile ha lesionato il midollo, il giovane, promessa del nuoto italiano, è paralizzato. Una diagnosi terribile che però non ha fermato Manuel, che sin da subito con una grande forza di volontà ha dimostrato di voler andare avanti. Con tenacia ha cominciato la riabilitazione fino al ritorno in piscina. Una maturità che va oltre i suoi 20 anni compiuti qualche mese fa, anche quando nella prima conferenza stampa parlò così dei suoi aggressori. Se mi dicono vuoi vederli, dico anche no, cioè nel senso non mi cambia versi davanti o meno. Penso che se davanti mi metterei a ridere perché non c'ha senso la cosa che hanno fatto, solo questo. Però non ci sarà modo, quindi. Lasciamo la cronaca e veniamo al caso dell'uomo vitruviano di Leonardo. Il codice dei beni culturali parla chiaro e alla luce di questo non si capisce perché si stia ancora a discutere sul prestito al Louvre. A dirlo è la presidente della sezione veneziana di Italia Nostra. All'indomani della decisione del TAR di sospendere il prestito al Louvre del disegno conservato alle gallerie dell'Accademia dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, la presidente della sezione Venezia di Italia Nostra, l'associazione che ha presentato il ricorso, spiega cosa stabilisca il codice dei beni culturali in merito a determinate opere. Il problema non è che l'opera se ne vada da Venezia per poche settimane, perché sicuramente Venezia ne potrebbe anche fare a meno, ma il punto è che il codice dei beni culturali prevede che tutte le opere che fanno parte di un fondo principale di un determinato museo
non possano valicare i confini della Repubblica, e questo è il caso dell'uomo vitruviano, che fa parte del fondo principale del Museo delle Gallerie dell'Accademia. Il disegno a penna e inchiostro è talmente delicato da poter essere esposto solo per 3 mesi ogni 5 anni. Ecco perché Italia Nostra evidenzia un altro aspetto inserito nel codice. C'è anche un'altra disposizione, sempre del Codice dei Beni Culturali, che dice che non possono essere portate all'estero delle opere particolarmente fragili, e questo è il caso dell'uomo vitruviano. Disposizioni precise dunque, scritte nero su bianco, e di cui non ci sarebbe nemmeno da discutere, eppure... Ci meravigliamo moltissimo di questo, perché il codice è chiarissimo, prevede questo, quindi tutto il resto è un sovrapporsi della politica di altre riflessioni su invece la corretta tutela, e noi per questo agiamo, per la corretta tutela e il rispetto della legge. Non resta che attendere la discussione in Camera di Consiglio prevista per il 16 ottobre. Scatterà invece dal 1 luglio del 2020 il contributo di accesso a Venezia. Lo ha stabilito la Giunta Comunale dando il via libera alla delibera di modifica del regolamento sulla cosiddetta tassa di sbarco, approvato nell'ultima legge di stabilità a dicembre. Sarebbe dovuto essere attivo a maggio, poi il termine era slittato a gennaio. Le tariffe dovrebbero variare da 3 a 10 euro a seconda dell'afflusso di turisti. Dopo il vaglio delle commissioni consigliari il provvedimento andrà al voto del Consiglio. Con la data del referendum per il futuro amministrativo di Venezia e Mestre che si avvicina, partono le iniziative elettorali anche per informare i cittadini e indirizzarli a un voto più consapevole. L'attività dell'intergruppo per il sì al referendum di separazione tra Venezia e Mestre entra nel vivo della sua attività, un fronte bipartisan che coinvolge politici di destra, di centro e di sinistra, mondo dell'associazionismo, veneziani e mestrini. Si parte il lunedì pomeriggio al Candiani con l'economista Francesco Pontelli, il filosofo Stefano Zecchi e il vicepresidente della regione Gianluca Forcolin. Noi stiamo facendo dei momenti di discussione a favore dell'informazione e stiamo sopperendo a quella mancanza del Comune, perché è l'amministrazione, il Comune che deve informare adeguatamente i propri cittadini per metterli in condizioni di decidere. Nonostante gli annunci di stampo contrario, poi, qui è opinione diffusa che il Comune la campagna elettorale la stia facendo e come. Mi pare che non faccia campagna, la campagna va avanti giornalmente, ogni giorno c'è qualche articolo o di qualche appartenente alla giunta, se non del sindaco addirittura, o di persone che comunque dicono di non andare a votare, e questo non va bene, oppure di votare contro la separazione. Il referendum viene inteso non contro qualcuno e più che per la separazione come un voto per creare due comuni autonomi più vicini ai cittadini e in dialogo tra loro. Sicuramente questo referendum non è contro questa amministrazione, infatti lo dimostra il fatto che le firme sono state raccolte ancora quando nel 2013 la giunta era diversa, c'era Orsoni, oggi c'è Brugnaro. Invita ad andare a votare per il referendum, comunque la si pensi, anche la lista Casson. I territori del Comune di Venezia, si legge in un comunicato, avvertono un disagio che è assenza di rappresentanza e partecipazione, in presenza di problematiche e criticità che si vanno acuendo, parole che potrebbero far pensare ad un sì del senatore al referendum. L'aria è cambiata, molta parte della sinistra sta rivalutando le proprie posizioni, e credo che questa volta ci sia da parte della sinistra un forte invito al voto. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma torniamo tra brevissimo. Di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, torniamo a occuparci dei rincari delle case ATER dopo i nuovi criteri di assegnazione stabiliti dalla legge regionale e dopo il caso clamoroso della pensionata di Mestre che per €1 in più dichiarato ha ricevuto l'avviso di sfratto, ora un intero quartiere, il Pertini, è pronto a intraprendere azioni eclatanti. Di fronte a questo provvedimento non staremo zitti.
Così il portavoce del Comitato Pertini di Mestre, dopo la testimonianza diretta di come per un solo euro dichiarato in più di ISEE, la signora Claudia, pensionata 67enne, per effetto della nuova legge regionale, con l'affitto quadruplicato e con appena 860 euro di pensione, si sia vista ricevere l'avviso di sfratto dalla sua casa Ater, sempre del quartiere Pertini, di cui riproponiamo un estratto. Il mio ISEE è di 20.001,65 euro. Perciò io l'ho superato di 1,65 euro. Quindi lei ha visto aumentare il suo affitto da 130 a 398 euro. Sì. E in più mi hanno dato anche lo sfratto. Perché è superato di 1,65 euro? Certo. Da questo caso l'intero quartiere Pertini con il suo portavoce ha coniato la frase slogan "Non staremo zitti", ed ecco, nomi e cognomi, la raccolta firme in atto di chi, abitando in un alloggio di edilizia pubblica, ritiene di essere stato penalizzato dai nuovi criteri di assegnazione stabiliti dalla tanto contestata legge regionale, di cui si attendevano gli annunciati correttivi già da fine settembre. Noi qui in quartiere consigliamo a tutti di pagare quello che gli è stato proposto questi ultimi mesi, perché riteniamo che comunque questa battaglia vada vinta, e una volta vinta questa battaglia è logico che gli affitti dovranno essere ridimensionati. Allora le cifre pagate in più dovranno essere o restituite o a compensazione per l'affitto che dovrà essere ripristinato. E proprio in merito ai canoni Ater sono ormai addirittura d'arrivo. I correttivi annunciati dalla Regione saranno una risposta ai casi più fragili, ma anche ai 14.000 veneti in graduatoria per un alloggio popolare, ha ribadito l'assessore Lanzarin. Io credo che nel giro di una decina di giorni avremo un provvedimento da portare in giunta. Dunque manca poco per i correttivi alla legge regionale che ha rivisto i canoni Ater, suscitando polemiche, proteste e manifestazioni degli affittuari. Lo scorso 30 settembre i 7 nuclei tecnici, uno per ogni provincia, hanno terminato di visionare 5.000 casi. Da questi 5.000 casi stanno predisponendo oggi una griglia di correttivi, di modifiche che poi verranno sottoposte al tavolo di monitoraggio previsto in legge, in cui siedono anche i sindacati, i comuni, oltre alle Ater. I correttivi riguarderanno soprattutto anziani e disabili, cercando appunto di salvaguardare quelle persone che comunque hanno la pensione sociale, hanno messo via un po' di soldi e oggi in base al criterio dei 20.000 euro di ISEE avrebbero delle difficoltà a mantenere l'alloggio. La Regione è al lavoro anche su altri parametri come quello del TFR o di eventuali rimborsi assicurativi che in alcuni casi hanno provocato un aumento sostanziale dei canoni d'affitto. I correttivi, spiega l'assessore Lanzarin, sono una risposta agli inquilini più fragili da un lato e dall'altro a coloro che sono in attesa di un alloggio popolare. 14.000 in graduatoria veneti, quindi insomma persone che aspettano e che sono sotto la soglia dei 20.000, la soglia di accesso. Chi oggi ha delle caratteristiche, per cui abbiamo trovato che ha proprietà mobiliari o addirittura ingenti somme immobiliari, i 200.000, i 300.000, insomma i 400.000 euro messi via, noi crediamo insomma che questi possano anche benissimo trovare delle soluzioni diverse. Se dovessi dare un voto al sistema scolastico così com'è, gli darei 4. A dirlo è l'assessore regionale Donazzan, facendo un focus sulla situazione attuale del sistema scolastico che con l'autonomia sarebbe decisamente più efficiente. Mancano personale docente di materie significative in scuole di indirizzo, cioè mi capita non di rado di sentire che manca l'insegnante di matematica in qualche liceo o l'insegnante di materie scientifiche in qualche ITIS. È evidente che così la scuola non può funzionare. Questa è la fotografia della situazione scolastica ad oggi in Veneto, denuncia l'assessore regionale alla formazione. Una scuola senza dirigenti, senza insegnanti, con carenza di personale. Se facessi l'elencazione delle follie diremmo che è il peggiore dei sistemi possibili. Abbiamo un insieme di graduatorie di istituto, graduatorie ad esaurimento,
graduatorie da concorso, poi abbiamo insegnanti che sono stati licenziati diplomati magistrali, cioè insegnanti delle scuole elementari che insegnavano da 18 anni, licenziati retroattivamente. Da assessore al lavoro non mi è mai capitato che un'azienda licenziasse dicendo no, ti licenzio, però vale 2 mesi prima questo licenziamento. Insegnanti che sono lasciati a casa e poi chiamati per percorsi massimo annuali o supplenze. E questo è un sistema che non può funzionare, no? Così come non si può arrivare ad ottobre e chiamare a caso l'ingegnere che non riesce a lavorare, l'avvocato che non riesce a far quadrare il bilancio per metterli a scuola. Non si entra a scuola come se fosse il rifugio peccatorum. La scuola è, dicono, anche questo governo la metteremo al centro. Al centro si mettono le cose importanti e si sa fare programmazione. Io li boccerei, ecco, se dovessi dare un voto al sistema scuola italiano così com'è programmato gli do 4. Questa situazione porta Donazzana a evidenziare ancora una volta la necessità dell'autonomia per la nostra regione. A livello centrale il Ministero cambia i ministri ma non cambia assolutamente nulla, continua a pensare di non dover dare l'autonomia proprio a noi nell'ambito scolastico, cosa che chiediamo facendo riferimento a Trento. Trento ha un'autonomia piena, decide i concorsi, decide i presidi, decide i concorsi per i docenti, non mi pare che si sia spaccata l'Italia. Il Vajont visto dai più piccini, quelli nei cui occhi oggi ci sono le immagini della devastante tempesta Vaia che un anno fa li ha segnati profondamente. A Longarone il momento più toccante fra i tanti organizzati in occasione della commemorazione per i 56 anni del disastro è stato l'incontro tra gli alunni della scuola elementare di Roccapietro, i volontari della Protezione Civile di Venezia e il sindaco Roberto Padrin. Buongiorno. Sono 20 in tutto i bambini che frequentano la scuola elementare del piccolo comune di Roccapietro e per molti di loro è stata la prima visita a Longarone. È la potenza devastante dell'acqua, il comune denominatore che unisce il loro paese alla comunità che 56 anni fa venne cancellata da uno dei più gravi disastri ambientali provocati dall'uomo. Abbiamo notato delle fragilità, tant'è vero che alcuni bambini a un certo punto ci hanno detto: maestre, noi non vogliamo più parlare di Vaia, perché avevano proprio questa sofferenza dentro. Alla tempesta Vaia posteriori i piccoli hanno reagito bene anche grazie alla solidarietà ed è tramite i loro amici volontari dell'associazione Un Cuore da Cavaliere di Venezia che hanno potuto conoscere i luoghi della tragedia del Vajont. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata le espressioni di alcuni bambini. Una volta che siamo arrivati in paese ci hanno accolto con grandi abbracci, grandi sorrisi, e la frase che mi ha colpito di più è stata: voi siete i nostri angeli. È toccato al primo cittadino di Longarone accogliere i piccoli e trasferire loro l'importanza della solidarietà. E quindi io ringrazio soprattutto gli amici che da Venezia sono venuti qua, che hanno trascorso tante giornate a Roccapietro cercando proprio di aiutare quella comunità a ripartire e che oggi di fatto abbiamo un po' riunito in questo momento che è stato molto bello dal punto di vista anche emotivo e commovente. A chiudere lo scambio dei doni e dell'acqua nei celeberrimi versi di Gabriele D'Annunzio. Acqua di monte, acqua di fonte, acqua piovana, acqua sovrana, acqua che odo, acqua che lodo, acqua che squilli, acqua che brilli, acqua che canti e piangi, acqua che ridi e fuggi, tu sei la vita e sei sempre fuggi. E Antena 3 dedica la prima serata alla memoria del Vajont a partire dalle 21:15 i nostri documentari per raccontare quanto accaduto 56 anni fa con immagini storiche come quelle che state vedendo che ripercorreranno quella tragica notte. Vi ricordo dopo i nostri telegiornali a 20:10 ospite sarà Gino Balbinot del Sindacato Autonomo di Polizia di Treviso, si parlerà naturalmente della sparatoria contro gli agenti alla questura di Trieste. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per domani, arrivederci. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona l'Italia e dunque nel nostro territorio torna ad essere asciutto e stabile dappertutto. Ma vediamo nel dettaglio la situazione di giovedì 10 ottobre. Sul Veneto avremo qualche addensamento al mattino, ma col passare delle ore il sole sarà decisamente più prevalente su tutti i settori.
Temperature stazionarie in linea con la media del periodo, minime tra 9 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra 19 e 21 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche residuo piovasco al mattino, in esaurimento però con il passare delle ore, quando poi tornerà ad essere soleggiato dappertutto. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime oscillanti invece tra i 20 e i 21 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo sarà soleggiato, il cielo sarà poco nuvoloso ovunque, solo con qualche addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 21 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.